canale, bentornati. Oggi, come vedete, siamo in una location un po' particolare. Siamo in compagnia di Nicoletta Bacino, Fernando Leopoldo Dotti e ci hanno ospitato in questa favolosa villa. Adesso la nostra Nicoletta ci darà qualche illustrazione storica del posto. Ciao Dario. Ciao Nicoletta e grazie di averci ospitato. Il piacere è mio. Questa villa è una scoperta recente e i recenti studi storici ci hanno portato alla luce una storia che è rimasta nascosta per moltissimi anni. Inizialmente si pensava che fosse un palazzetto neoclassico dell'Ottocento, in realtà abbiamo scoperto essere un edificio almeno dei primi del Seicento, grazie a dei documenti che abbiamo trovato negli archivi storici. La villa viene costruita, è stata fortemente voluta dalla famiglia Dotti dei Dauli, una delle famiglie più antiche e nobili di Padova, che era entrata in possesso dei terreni intorno a questo edificio grazie a un matrimonio. Infatti all'inizio del 400 Dodolo Dotti sposa Francesca Capodivacca, che aveva ereditato dal padre i terreni appunto qui intorno alla villa, e da quel momento Dolo si affeziona particolarmente a questo territorio. Sono anni quelli in cui Dolo conosce uno sviluppo economico importante grazie soprattutto ai commerci tra Padova e Venezia. Inizialmente la villa che vedete adesso era una casa molto più piccola. Non sappiamo esattamente quando viene ricostruita, ma sicuramente nel 1627 la villa ha già l'aspetto che vedete voi oggi. Questo lo sappiamo grazie a dei disegni, delle planimetrie, degli alzati che abbiamo trovato e che rispecchiano tuttora esattamente l'immagine architettonica che vedete adesso. Quindi l'edificio nasce come casa di villeggiatura legata soprattutto all'attività agricola di una famiglia padovana, ma nel corso degli anni cambierà molto spesso destinazione d'uso. Un altro momento importante storico riguarda il Settecento, il 1725, quando la famiglia Dotti si unisce, sempre tramite matrimonio, alla famiglia Dario, un'altra importante famiglia padovana. Angela Dotti sposa Girolamo Dario. Quindi nel 1725 la famiglia Dotti si unisce alla famiglia Dario grazie a questo matrimonio tra Angela Dotti e Girolamo Dario. E un altro personaggio importante legato a questo edificio è il nipote di questo signore che si chiama Niccolò Dario. Lui risulta alla fine del Settecento, primi anni dell'Ottocento, proprietario dell'edificio e lo sappiamo perché risultava anche tra i membri del Consiglio Comunale. Questo è un dato importante, ve lo racconto, perché nel 1827 l'edificio risulta occupato dalla Deputazione Comunale, il che vuol dire dal primo nucleo amministrativo della comunità. Non sappiamo esattamente come mai questo passaggio graduale, probabilmente Niccolò Dario veniva saltuariamente appunto a Dolo, considerando che appunto i consiglieri comunali erano tra i personaggi più importanti del paese, per cui si recava sicuramente qualche volta a Dolo a visitare appunto la sua casa e probabilmente la maggior parte del tempo poi la trascorreva viaggiando, visto che era un personaggio molto importante nel panorama scientifico, accademico, non solo padovano ma anche italiano. Un esperto di geologia, un esperto di fossili, studiò a lungo infatti il territorio degli Euganei e di lui infatti i suoi studi sono conservati a un museo proprio Niccolò Dario a Cava Bomba. Quando Niccolò Dario muore l'edificio passa nelle mani della figlia Angela Dario, che non sappiamo bene per quale motivo lo vende. Questo noi lo deduciamo dai documenti storici, dai passaggi dei funzionari durante la stesura dei catasti e quindi ad un certo punto, più o meno intorno al catasto napoleonico e poi ai successivi,
vediamo che cambia il nome del proprietario. Da Angela Dario si passa a Pietro Sala. Probabilmente lei lo vende a questo personaggio che per noi però rimane sconosciuto, di cui non abbiamo trovato alcuna notizia. Questo personaggio però muore, infatti i documenti riportano la dicitura eredità giacente, il che vuol dire che l'edificio rimane senza eredi. In quel periodo l'edificio comunque è occupato, e lo sappiamo sempre da questi passaggi dei funzionari che partivano dall'ufficio con il nome sul documento, quindi del proprietario precedente, arrivavano, entravano in villa e poi di fatto registravano chi effettivamente occupava l'edificio. E in quegli anni, siamo più o meno anni 30-40 dell'Ottocento, l'edificio era occupato, se non interamente ma in parte, da Filippo Tergolina, che era l'allora pretore. E questa è un'informazione molto importante perché ci dice che in questo edificio c'era quella che in quel momento era il primo tribunale, o il tribunale che gestiva le questioni di giustizia del territorio, non solo di Dolo ma degli altri, anche dei paesi vicini. Qui infatti nell'edificio si trovava al secondo piano, come testimonia una scritta che abbiamo trovato, la pretura mandamentale, che appunto a cui facevano riferimento i 10 paesi del mandamento. Abbiamo poi anche una lunga corrispondenza tra chi si occupava della pretura e chi invece occupava gli uffici sotto, che era l'intendenza di finanza, la reale intendenza di finanza. Questo sempre tutto ricostruito attraverso documenti e lettere. Per cui intorno più o meno alla metà dell'Ottocento l'edificio passa da vocazione privata, villa privata di villeggiatura di una famiglia importante padovana, a edificio pubblico, prima destinato al comune e poi alla giustizia e alle finanze, al pagamento delle tasse. Rimane così a lungo fino all'inizio del Novecento, quando la pretura viene trasferita nell'edificio che nel 1925 viene costruito dietro le carceri. Infatti non è un caso proprio che nel 1840 le carceri, e qui si vede in un passaggio storico documentale importante, si vede la costruzione nel 1840 delle carceri. Posso anche dirvi che dietro di te, Dario, si trovava inizialmente, e questo è testimoniato anche dai disegni, una porta che dava su un pianerottolo, di cui rimane adesso solamente una striscia marmorea, un pianerottolo con doppia scala che scendeva fino al piano di calpestio, e da qui, che originariamente era la scala che conduceva al giardino e poi al brolo, ed era un territorio vastissimo, considerando che arrivava fino al serraglio dall'altra parte, quindi prendeva praticamente tutto quello che è oggi il quartiere di Dolo, il più importante, dove ci sono le scuole, dove ci sono le case. Quando appunto questo edificio viene destinato a luogo, a tribunale locale, racconti del popolo parlano di questo ponte dei sospiri, tra virgolette, proprio perché Anche qui? sì, proprio perché si usciva da questa parte e si entrava direttamente nelle carceri. Classico punto dei sospiri, come a Venezia. Oggi la porta appunto è murata, ma da fuori si può ancora notare appunto questo marcapiano di marmo. Sì, infatti ti volevo dire che una curiosità che, pur essendo del posto, non sapevo, che qui c'erano delle carceri. Sì. Se non se ne parla, praticamente è andato in dimenticatoio questa cosa. Esatto, eppure l'edificio non è piccolo, erano carceri maschili, femminili, probabilmente rimangono attivi fino alla seconda guerra mondiale, ed appunto sono state proprio costruite qui perché erano collegate di fatto a questo edificio. E non solo, questo edificio conserva anche nel seminterrato, che originariamente era il luogo dove si svolgeva la vita quotidiana, quindi legato più alle attività quotidiane, c'era la camera del gastaldo, c'erano le cucine, c'era la zona dei tinazzi, quindi dove si conservava il vino. Giù vi è ancora, la prima, una cella, o quantomeno sembra una cella, anche le scritte che leggeremo a breve scendendo richiamano appunto di persone carcerate che appunto erano state, probabilmente venivano
tenute inizialmente nell'ambiente giù e poi trasferiti nelle carceri qua dietro. È molto ricca di storia questa villa. Sì, è interessante perché appunto queste destinazioni, diverse destinazioni d'uso arricchiscono comunque di fatto e legano questo edificio alla storia poi della comunità, senza considerare il fatto che la famiglia Dotti dei Dauli è probabilmente quella che poi dà anche, a cui si riconduce il toponimo stesso del paese. E questo ci è ulteriormente avvalorato, questa ipotesi, dal fatto che lo stemma della famiglia è molto simile allo stemma del comune di Dolo. È interessante questa cosa. Poi, amici, oltre a questa parte storica che è importantissima, abbiamo qui Fernando, dove ci racconta anche una leggenda, perché qui si narra, giusto? Sì. Volevo parlare di due personaggi. Uno è legato alla leggenda della contessa Doti dei Dauli, in sostanza, che è una ragazza che si era innamorata perdutamente di uno stalliere dei Badoer, nella villa Badoer, è ricambiata, però la famiglia, diciamo, aveva proibito la frequentazione dei due giovani e aveva allontanato due cepi sociali diversi. Certo, sì, anche uno per stagliere, questo. esatto. Probabilmente anche la contessa viveva qui, in questa villa qui, perché dai documenti, insomma, si è visto che questo era proprio il posto, diciamo, principale di quella dove probabilmente viveva. E la leggenda appunto narra di questa ragazza, di questa contessa Doti dei Dauli, che si era innamorata di uno stalliere dei Badoer, e per un discorso proprio di ceto, di differenza sociale, lo stalliere è stato allontanato secondo una versione della leggenda e un'altra versione invece è stato ucciso, però è stato detto alla ragazza, alla contessa, che si era allontanato. Non si sa, cioè è stato perso nel tempo il nome di questa ragazza, anche perché poi lei si è quasi lasciata morire di crepacuore, non mangiava più ed è morta da lì a poco. La leggenda poi narra che, essendo stata sepolta nel cimitero adiacente alla chiesa, perché poi il cimitero è stato traslato con le leggi napoleoniche nell'Ottocento, ma fino all'Ottocento il cimitero era appunto vicino alla chiesa, si narra che di notte lei va sul campanile e cerca di vedere in lontananza se il suo amore ritorna. È una storia d'amore, insomma, che è finita non tanto bene, poi non si sa se sia vera o no. Comunque si dice che a Dolo c'è anche a Dolo il suo fantasma, che è questo. Sì, infatti poi una leggenda, una storia molto sentita qui a Dolo, sbaglio? Sì, no, è molto anche usata in altri momenti, non so, anche a scuola per esempio viene raccontata, fa parte proprio del mito della città di Dolo. Un altro personaggio però che volevo parlare, questo è realmente vissuto, è Martino del Rio, che era sempre dei Dario ed era un gesuita. È stato un professore, cioè ha insegnato alla Sorbona, è stato un personaggio molto importante, soprattutto nella Santa Inquisizione. Lui ha scritto un libro dove praticamente descrive come il demonio si manifesta attraverso gli animali, attraverso gli eventi atmosferici, e addirittura nel libro, il libro si chiama Disquisitionem Magicarum ed era stato usato molto, molto spesso, diciamo, anche negli interrogatori della Santa Inquisizione. E c'è una pagina dove si apre questa pagina ed è cioè più grande delle altre, una specie di catalogo dove vengono descritti tutti gli animali che possono essere simbolo del demonio, cioè il demonio si incarna in questi animali, e tra cui abbiamo, non so,
il gatto ovviamente, il serpente, il lupo, praticamente tutti quanti i predatori. Allora una cosa che mi è venuta in mente, no? Proprio in quest'ambito, nell'ambito della Santa Inquisizione, molto spesso venivano anche dei periodi dove c'era la peste. E se noi facciamo un collegamento tra gli animali, fra virgolette, maledetti, no? E la peste, vediamo che tutti gli antagonisti dei topi, i predatori dei topi, che erano quelli che portavano, diciamo, le pulci con la peste, venivano considerati maligni, simboli del demonio, e venivano ammazzati. Non parliamo poi del gatto nero, tutti qua, oppure il gufo, la civetta, queste cose qua. E allora c'è proprio quasi un motivo, tra virgolette, scientifico nel fatto del progredire della peste, anche perché venivano eliminati i predatori naturali. I predatori naturali, esatto, gli antagonisti. Ed è proprio significativo questo libro perché è scritto in latino ed è proprio specificato le sembianze del demonio che assume quando viene nelle case a infestare, a, diciamo, fare la sua opera, così. È stato un personaggio molto, molto famoso questo. Questo testo è stato proprio usato per gli interrogatori anche a Roma della Santa Inquisizione, e avevano una specie di manuale su come chiedere, su come agire nei confronti delle persone ritenute possedute oppure legate alla stregoneria e che poi facevano molto spesso purtroppo una brutta fine, insomma. Poi amici, abbiamo appena saputo una curiosità, che il libro è originale. Sì, quello che ho io è un libro originale, sì, è stampato mi sembra a Venezia e comunque insomma dopo lo vedremo. Che dire amici, come avete sentito, tra la storia e la leggenda questo posto ne ha tante da raccontare probabilmente. Adesso iniziamo a fare l'indagine. Dario, volevo dire una cosa, che probabilmente è più, come si può dire, inquietante la storia che non la leggenda. Perché la leggenda narra di un amore che purtroppo, diciamo, non è finito bene. Ma la storia, no, dell'inquisitore, Quella Dario, quella lì è un po' più particolare, è molto, diciamo, più, come si può dire, cruda, molto più soprattutto paradossale, se vogliamo dire, no? Però è vera. È vera quella. Allora, la storia ha superato in questo caso nell'orrore la leggenda della contessa sul campanile. Probabilmente hanno fatto la leggenda per contrapposizione per tenere un po' all'arpata del romanticismo la parte della crudele. Comunque poi alla fine sembra che sia morto lo straniero, quindi probabilmente non si sa. Comunque adesso iniziamo a fare l'indagine. Ringrazio Fernando e la Nicoletta che ci ospita in questa favolosa villa, come avete capito, Dotti da Rio. Adesso iniziamo l'indagine, venite con noi e buona visione, ci vediamo dopo, ciao ciao!